Eder, Mech, Pallister. Sono emerse nuove lesioni sul corpo di Liliana. Sebastiano, sei contento? Ma guarda, ripeto quello che ha detto anche il fratello, cioè noi siamo qua da 3 anni quasi che cerchiamo di sapere qualcosa e vengono fuori queste novità. A un certo punto non è una cosa carina, capito? Non è una cosa, è una cosa troppo importante per non dirla nel momento. Cosa hanno fatto? Come è venuta fuori questa cosa qua? Cioè io vorrei sapere se è una lesione vecchia, se per dire può essere dimostrato che magari sia stata, io mi ricordo anni fa avevamo avuto un incidente con la moto, siamo finiti sotto un camion, Liliana è finita in ospedale un paio di giorni, però aveva una microfrattura al piede, insomma è stata a casa 20 giorni, però non so, forse questa vertebra può aver avuto una lesione, magari senza dolore, non lo so. Giusto, quindi sono lesioni vecchie, non appartengono al periodo della scomparsa, quindi lei così non è stata uccisa, ma è morta da sola. Sì, per me, io penso a tutto, possono essere lesioni vecchie, capisci? Cioè tirarla fuori adesso, dopo 3 anni, mi sembra veramente, non dico una presa in giro, ma insomma così. E cosa magari ci aspetta il futuro? Che magari viene fuori qualcos'altro, capisci? Questo è quello che mi domando io. Sebastiano, guardando i miei vecchi video, non ti è venuto in mente che hai rischiato con le cose che hai detto di tirarti la zappa sui piedi? Non cambieresti qualcosa? Tantissimo, guarda, io quando rivedo certe mie interviste mi metto le mani su quei pochi capelli che mi sono rimasti, perché indubbiamente mi rendo conto che per me è stato uno shock fisico, mentale veramente impressionante. Non sapere certe cose, non avere risposte e avere queste persone che comunque ti accusano, ti dicono di tutto qua e là. Certamente oggi risponderei come sto rispondendo adesso. Quindi risponderesti con maggiore confusione ancora. Diciamo che l'ecologia, la zoologia non è una scienza esatta, quindi io non posso dire ciò che è veramente impossibile. Posso dire che è improbabile. È altamente improbabile perché la fauna che c'era in questa zona, perché ora ovviamente questa zona qui è talmente frequentata purtroppo per il caso di cronaca che ho notato un cambiamento notevole, c'è talmente tanto odore, frequentazione, rumori umani. Quindi dobbiamo tenere presente la fauna che invece c'era all'epoca dei fatti, e la fauna era veramente abbondante perché essendo una zona di contatto tra la fauna urbana e la fauna dell'altopiano carsico, che riesce, attraversando solamente una provinciale e seguendo una zona alberata, un canalone che è alle nostre spalle, ad arrivare fino in città, e ci arriva soprattutto d'inverno in cerca di cibo. Proprio alle nostre spalle c'è un sentiero che può sembrare adesso un sentiero umano, mentre questo sentiero qui era proprio la via attraverso un foro nella rete che facevano i cinghiali per arrivare all'interno del parco, e facevano anche le volpi, perché la fauna, vi dicevo, è variegata. Arrivano dal Carso, arrivano cinghiali, arrivano volpi, arrivano faine. Io ovviamente parlo degli animali che sono noti in qualche modo per consumare anche corpi morti. Ho trovato uno sciacallo dorato anche una volta. E poi abbiamo anche la fauna urbana, perché comunque siamo anche, ricordiamolo, su un cumulo che è quello che è anche un'ex discarica dell'ospedale, e quindi abbiamo ratti di 2 specie, abbiamo i topi, e poi abbiamo gli uccelli che arrivano in volo. Abbiamo ben 3 specie di corvidi: la ghiandaia, la gazza, la cornacchia grigia, e poi abbiamo la poiana. Notevoli di animali che sarebbero perlomeno incuriositi nel trovare un corpo, nel localizzare un corpo. Strano che non abbiano perlomeno neanche sfiorato o alzato dei vestiti, no? Alzato i sacchi. Ma teniamo presente che questa è una zona in cui circolano anche molti gatti domestici, e vengono ogni tanto lasciati liberi dai padroni dei cani senza guinzaglio, perché appunto era un boschetto poco frequentato, quindi capitava spesso che le persone lo usassero come area sgambatura cani. E anche proprio un cane e un gatto, che non hanno grossa difficoltà con gli odori umani, è difficile che non siano andati a curiosare, non abbiano un po' graffiato, alzato un attimino il telo, non abbiano segnato la presenza ai padroni, quindi è tutto altamente improbabile. Io l'unica cosa che vorrei sapere è quella telefonata del giorno 13 tra Sterpin e Liliana,
di 16 minuti. Cioè lei aveva il contapassi, ha fatto in casa, ha fatto 54 metri e 48 centimetri. E perciò questo dimostra che Liliana era sconvolta, camminava su e giù e qualcosa Sterpin ci deve dire. Il fatto di non poter dimostrare questa storia d'amore che non esiste. Avevamo primo comprato tutti i mobili, erano più di 10.000 euro. Secondo, avevamo già parlato con l'agenzia che volevamo andare in Brasile da questi amici Sandro e Ligia. Cioè Liliana non aveva nessuna intenzione di fermare la nostra vita assieme. Io non sono mai stato accettato dalla famiglia, specialmente la cugina e la famiglia erano veramente contrari al fatto che Liliana si sposasse con me. Io mi devo preoccupare di loro? Assolutamente no. Io posso dirti quello che ho vissuto io. Io ho vissuto il 13, eravamo mi pare in sauna in Slovenia e poi il pomeriggio siamo andati a cena dai nostri amici. Invito qualcuno, se ci ha visto litigare, di venire, io sono a disposizione. Sono chiacchiere, sono solo chiacchiere. Da quando sospetti che Sebastiano possa avere un ruolo? Ma dopo le prime interviste che ha fatto con le TV e dopo le interviste sui giornali eccetera, perché non raccontava, almeno per quanto mi riguarda, stava raccontando esattamente il contrario di quello che aveva raccontato a me, tipo la colazione, tipo i cellulari, tipo la porta chiusa, tipo che ha avvisato la polizia del magazzino, della moto, cioè queste per me erano bugie. E io mi chiedevo, ma perché se me hai detto una cosa, perché devi dire delle bugie al SIT quando ti chiamano? Perché? Non capivo il perché. E lì ho visto che le cose prendevano una brutta piega. Poi sentendo Sergio eccetera abbiamo capito che lui inventava le storie. Lui andava in televisione dopo di noi e raccontava l'esatto contrario di quello che avevamo raccontato noi, perché lui ha fatto per 3 anni questa tattica, come quella di trovare i cordini nel cassetto. Li ha fatti trovare quando ha saputo che nel cordino c'era il DNA. Insomma, non saranno nostre fissazioni, ok, saranno nostre fissazioni, però messe tutte quante insieme ti fa pensare. Io gli chiederei perché non mi ha mai affrontata, perché non mi hai mai, quando anche venuto a casa mia dopo le mie interviste, è andato da mia figlia a dire che io non dovevo più andare in televisione. Invece di dire questo a mia figlia, perché non me l'ha detto in faccia. Lui non vuole il confronto perché sa che lui non ha risposte sulle nostre domande, lui non ha risposte. E allora facciamo un appello a Sebastiano. Che racconti cosa è successo il 14 mattina e il 13 sera. Che racconti finalmente la verità. Eder. Mac Pallister. Ipoteticamente si parlava ieri che alle 9.03 la cella del telefono di Sebastiano aggancia appunto via Carducci a 3 minuti a piedi di distanza dal negozio della Wind. Si pensa che, visto che la Liliana da Piazzale Gioberti sparisce proprio dalla circolazione visiva di tutti, si può pensare anche che gli autobus che non l'hanno immortalata in nessuna telecamera, così è stato detto dagli inquirenti, si può pensare che lei abbia fatto anche il tragitto a piedi. Quindi dalle 8.46 orario che noi pensiamo, anche le dico francamente dal mio iPhone, io mi baso su questo e sulle telecamere, l'orario delle telecamere della caserma. Poi loro hanno arrotondato di 5 minuti in avanti. Se vogliamo anche le 8.50 orario della caserma dice che quella persona che attraversava le strisce sono 8.50. Dalle 8.50 a piedi con buon passo Liliana poteva essere alla Wind verso le 9.06, 9.10. Quindi si potrebbe pensare che loro due si siano incontrati, anche perché abbiamo sempre quel famoso argomento del cellulare dell'iPhone per la nipote di Sebastiano, quel telefono in cui
la nostra amica Laura, che purtroppo la saluto anche se in un altro posto ormai, ecco, e lei disse che c'erano delle discussioni fra Sebastiano e la moglie per l'acquisto di questo cellulare per la nipote. Quindi io non ho mai capito perché alcune persone non trovano attendibile quello che dice Claudio, nel senso, quale interesse avrebbe potuto avere Claudio nel dire che lei gli ha telefonato e soprattutto che ha detto guarda, ritardo di mezz'ora. Io insisto, non è che ha detto guarda, non ci vediamo oggi perché devo fare gli affari miei o perché ho il marito a casa oppure devo suicidarmi. No, lei ha detto a lui guarda, ritardo di mezz'ora, una roba penso normale per tutti. Quindi se lei anche avesse voluto andare a piedi, visto che non ha i cellulari dietro, non ha il Green Pass, cosa che non ho mai creduto che in quella borsetta mancassero questi oggetti, lei volendo anche a piedi raggiungeva la Wind entro l'orario compatibile con la cella di Sebastiano. Liliana chiama Claudio alle 8:22, la telefonata mi sembra che dura 1 minuto e qualcosa, diciamo che alle 8:24 Liliana finisce la telefonata con Claudio. Alle 8:38 esce di casa, questo sempre in base ai telefoni, agli orari che lei passa, ci vogliono 3 minuti arrivare davanti alla caserma, soprattutto con quel passo che cammina lei, quindi normale direi, non cammina né veloce né lenta. Alle 8:41 infatti raggiunge la caserma e questo è un dato oggettivo, certo, perché viene immortalata dalle telecamere. Lei da là butta l'immondizia, passa, arriva in piazzale Gioberti dove quasi sicuramente viene riconosciuta dalla fruttivendola e da quel momento sparisce, ma se lei avesse voluto avrebbe potuto proseguire sia per il viale principale dove passano i bus che purtroppo non l'hanno immortalata, avrebbe potuto proseguire dritta dove gli inquirenti invece hanno sostenuto che lei andava a suicidarsi al boschetto, ma facendo quel tragitto avrebbe passato una caserma dei carabinieri, cosa che non si è mai rilevato alle telecamere della caserma dei carabinieri. Là avremmo potuto accertarci se Liliana è passata o non è passata di là, ma comunque tutta anche quella strada, proseguendo, avrebbe portato alla Wind nello stesso tempo di percorrenza. Silvia, tu cosa sapevi di Claudio? Io non sapevo di Claudio. Quando Sebastiano è venuto a casa mia dopo 2 o 3 giorni a consolarmi, diceva lui, io pensavo invece che fosse in giro per città a cercare Liliana, a fare appelli, a mettere foto dappertutto, a chiedere ai negozianti, a chiedere agli amici. Lui non ha fatto nessuna telefonata, né parenti e amici, sono stati loro a chiamare lui. Ecco, quella mattina, quando lui mi spiega cosa ha fatto, cosa non ha fatto, la colazione, è uscito, eccetera. Io a un certo punto lui mi dice, forse salite in auto con qualcuno. E io gli dico, ma cosa stai dicendo? Liliana non sarebbe mai salita in auto con uno estraneo. Poi ci penso un attimo e istintivamente, perché io non sapevo niente, gli chiedo, ma stai pensando a una amante? E lui risponde, sì, potevamo parlarne, forse sì, ne potevamo parlare. Sebastiano, secondo Silvia, avrebbe risposto se ne poteva parlare, ma in realtà questa frase in italiano non si è mai ben capito cosa potesse significare. Bisogna chiederlo a Sebastiano. Io sono rimasta male, perché quando io gli ho parlato di un amante, lui come marito, visto che poi ha detto latte e miele, topoline, sempre insieme, felici, eccetera, io mi aspettavo una reazione da un marito preoccupato che mi dice, ma cosa stai dicendo? Liliana non può aver avuto un amante, doveva arrabbiarsi con me, invece lui era impassibile. Quindi l'impressione già in quel momento era che Sebastiano sapesse che cosa stava succedendo, sapesse di Claudio. Sì. Il mio compagno riceve una telefonata da Claudio. Verso le 2:30 Claudio gli telefona dicendo che sta provando a chiamare Liliana e che non riesce a trovarla, ma che comunque appunto ci sono cose veramente importanti che gli deve dire e se si possono trovare. Infatti lo faranno verso le 16:30 giù in centro città. Cosa ti riferisce Salvo di quell'incontro? Dice che appunto ha parlato con questo Claudio Starpin che io non conoscevo, ma che lui gli ha detto che è una cosa gravissima, che ne deve parlare di persona.
e quindi logicamente il mio compagno, che comunque è una persona sempre disponibile e comunque anche abituato per lavoro, sempre ad ascoltare gli altri, a vedere le situazioni, è sceso in centro città e ha avuto questa comunicazione con Claudio, dove appunto gli spiegherà che lui ha questa relazione con Lilli e che nei giorni successivi avrebbero dovuto andare ad abitare insieme e lei avrebbe lasciato casa sua. Lui rimane onestamente piuttosto allibito, il mio compagno viene a casa portato da Claudio con la macchina e quando ritorna su, verso non so 17:20, quell'ora là, mi racconta a sua volta a me. Io appunto rimango anch'io allibita perché non potevo pensare di Claudio, di questo signore, ormai non mi interessa. No, e poi non erano, come dire, fatti miei. L'unica cosa ho detto, mandiamo un messaggio informale a Liliana per dire: guarda, c'ho questo regalino per te, vieni su a prenderlo, perché volevo, dico la verità, che venisse da sola per potergli chiedere delucidazione, anche che mi mandasse a quel paese dicendo non sono affari tuoi. Ecco, questa era proprio la verità. Dopodiché, appunto, dopo pochi minuti io mando alle 17:37 questo messaggio a Lilli. Dopo pochi minuti mi chiamerà il coniuge con il suo telefono dicendo che Lilli non è rientrata e dico: fa niente, glielo do domani, do stasera, quando vuole mi chiama ed è finita là. No, dice: guarda, sono preoccupato che non è rientrata, per favore scendi giù. E così è cominciata questa storia tra noi e Sebastiano, lui che rema contro, lui che parla e non so come spiegare la mia emozione, il mio essere. Non gli dirò di Claudio, non troverò una scusa del fatto che lei doveva incontrarsi con qualcuno, perché ho avuto sempre la percezione che lui parlasse di Liliana come di una persona a lui ormai sconosciuta. Lui comunque remava contro ogni cosa si diceva: chiamo l'ospedale, chiamo la polizia, chiamo qua, chiamo là, dobbiamo cercare, dobbiamo chiamare, chiamiamo i parenti, non chiamiamo i parenti. L'unica cosa che proprio poi là mi ha fatto sobbalzare veramente è quando io dico: dammi sto telefono che vediamo le chiamate, se qualcuno ha chiamato Lilli, vedo questo numero sconosciuto che ha chiamato e salvo che il mio compagno mi conferma che quello è il numero, perché logicamente lui lo conosceva. E dico: beh, chiamiamo sto numero, e lui dice: no, tanto sarà di un amico. Questo ancora più mi ha proprio convinto che non è il caso di dire nulla. L'unica cosa che lo abbiamo invitato più volte, dopo aver chiamato tutti gli ospedali che hanno detto che logicamente non c'è, ho chiamato la sala operativa, ho chiamato la polizia e loro mi hanno detto: venite quanto prima giù. Noi ce ne siamo andati veramente stressati e poi lui ci chiamerà nella tarda serata per scendere in questura. Io mi aspettavo appunto un'altra reazione, visto che poi lui nei mesi andava dicendo che ci vedevamo una volta all'anno, eccetera, ma io non voglio parlare di questo. Poi lui, proseguendo la narrazione di quella mattina, mi dice che è rientrato a casa alle 10, 10:30 e poi appunto nei mesi veniamo a sapere che l'ha detto anche all'albergatrice e nei mesi veniamo anche a sapere che era una sua abitudine, detto da Gabriella, e invece lui continua a mentire. Continua a dire che non è vero, che quella mattina non è rientrato a casa. Ma lo dice invece che ha trovato la luce accesa anche. Cioè, se noi guardiamo tutte le sue interviste e prendiamo delle frasi da queste sue interviste, dove appunto dice se ne poteva parlare dell'amante, si poteva, Liliana è qui vicino, chissà quanto ho pianto, grazie che sei lassù. Insomma, se facciamo questo lavoro certosino e mettiamo assieme queste piccole parole, piccole frasi che lui ha detto in questi quasi 3 anni, è come una missione di colpa, secondo il mio punto di vista. Non è neanche indagato. E questo è un mistero. Certo che non è neanche indagato, è una cosa che ho pensato io in questi anni. Mettendo insieme queste frasi, qualcosa riesce ad estrapolare di verità, la mia. Ho già detto, ma lo dico proprio per normalità, molto spesso Sebastiano faceva i giri, molto spesso in moto,
andava a fare, anche per praticità e velocità, andava a fare i giri dei coltelli. Dopodiché, siccome gli davano anche qualche magari pesce, qualcosa da fare, andava a casa, preparava, come dice lui, il sughetto, sapeva che Lili magari non tornava a casa, dopodiché prendeva magari la macchina e andava a farsi un giro in bicicletta. Ma questo è proprio successo sempre, ma anche dopo la morte di Liliana lui comunque tornava a casa. Questo invece è cambiato quando si è messo il suo gabbiotto per affilare i coltelli in nero a casa. Allora adesso ha cambiato gli orari. Però prima è sempre successo, cioè io non trovo nulla di anormale che lui non confermi questo, perché era così. Quindi e per quanto riguarda invece gli orari del magazzino, ripeto, a me è sempre colpito che lui disse che alla moglie che in quanto lui sapeva già di fare il giro in bicicletta. E cosa succede? Intanto parte senza il caschetto, poi per non parliamo per andare fino sul Carso, non è proprio cosa da lui. Si possono controllare tutte le fotografie di questa terra, lui ha sempre il caschetto in testa. Seconda cosa, nel giro della GoPro, questa GoPro che adesso comincia a barcollare e far acqua da tutte le parti, lui alle 12:47 aggancia con il suo cellulare la cella di via San Primo che si trova a San Giovanni, mentre lui a quell'ora con i video della GoPro risulta essere sul Carso. Lui stava facendo, come ha descritto anche dai video che ha consegnato agli inquirenti, stava facendo tutt'altra zona, una passeggiata in bicicletta sul Carso che sta parecchio distante da dove viene rilevata la cella. Levata nel rione di San Giovanni, vicina diciamo all'entrata del parco e teoricamente dove hanno ritrovato Lilli. Ecco, e lui alle 12:47 quella cella non avrebbe dovuto essere agganciata in quel posto, ma dovrebbe avere una cella con tutta un'altra zona dove appunto stava facendo il giro in bicicletta. Alla zona del C'è Carso. qualcosa che non torna, Questo anche perché hanno detto che non sarebbe stato fattibile anche in linea d'aria, visto come è fatta il nostro territorio, agganciare, perché c'è questo promontorio che non riuscirebbe a passare la linea, no? Questi sono i dati che escono dalle celle telefoniche. La verità sono della perizia dell'avvocato di Sergio, dove appunto risulta dai tabulati. È facilissimo trovare le telefonate e i collegamenti di Sebastiano anche i martedì prima, i mercoledì prima quando li faceva in magazzino. Facilissimo, basta guardare i tabulati e i consumi. Quello che io non ho mai capito onestamente da parte degli inquirenti, hanno girato come un calzino addirittura Claudio nel fare le ricerche dell'elettricità e i consumi sulla ex moglie di Claudio, due mogli prima, anzi 30 anni, 40, non so quanto erano sposati prima, vanno a controllare la luce in casa della ex moglie, la prima anzi. Ecco, e non fanno i controlli della luce in casa loro dei coniugi? Come ho già detto, tutti gli orari sono riscontrabili proprio tramite tabulato telefonico, perciò come dato inconfutabile. E allora, alle 9:03 il suo telefono viene agganciato con la cella di via Carducci, via Battisti, che è appunto a 50-60 metri dal negozio Wind. E poi il telefono risulta spento proprio completamente per 3 ore. Lui 3 ore dice che è stato nel suo magazzino, studio, in via Donadoni, e il telefono le hanno ricevuto. Quindi in questa fascia oraria non fa nessun giro in bici. Invece inizia alle 12:13, 12:12. Adesso non ricordo di preciso quando inizia il primo video, che lui appunto consegna come alibi perfetto. E niente, e già là però inizia da dove? Non dal suo laboratorio, bensì da una piazza che sono 200 metri più sotto. Già là cambia qualche secondo. C'è tutto sto giro che non va bene e che è manipolabile, proprio i dati è provato che si possono manipolare, e poi appunto arriva in Carso. E là, allora che lui invece dice di essere in Carso e mostra con una ripresa,
Il cellulare è agganciato con una cella di San Primo, esatto, alle 12:47, praticamente una mezz'ora prima. È agganciato da un'altra parte, lui invece dice che è in carso. Già qua dà da pensare, secondo me. Poi devo anche rimarcare che lui aveva già un'altra GoPro, la numero 7, e poi ha preso la numero 9. Ecco, questa è anche qua ci sono due dispositivi, per dire. E sono uguali come funzionamento, tutto, solo come cambia la risoluzione. Siamo arrivati ad oggi dove tutte le barzellette che raccontavano che Lilli si era andata a suicidare nel pisciatoio, definito così dal marito, non certo dagli amici e parenti, perché in quel posto a San Giovanni sfido io chiunque a dire quanti sono andati a passeggiare in quel pisciatoio. Seconda cosa, oggi come oggi siamo arrivati al dunque, cioè penso che ormai, anche con la conferma dello zoologo, lì Liliana non c'è mai stata. Bene, l'hanno riportata e questo, quindi occultamento di cadavere, siamo tutti ormai convinti che questo è successo. Ho sentito molti opinionisti, cose che dicono sì, lei allora è morta quelle 48 ore prima, 30, li quante vogliono mettere. Ecco, allora io vorrei innanzitutto far ritornare la persona che era Liliana. Liliana non era pazza, Liliana era una persona pulita, era una persona intelligente, non soffriva di nessun imbuto emotivo e aveva già scelto. Mi parlano che lei è morta con la plastic bag suffocation. Benissimo, ma io lo traduco nella maniera triestina. Liliana è stata suicidata, quindi quel sacchetto che nessuno vuole esprimere è stato messo in testa dopo probabilmente questa aggressione, non colluttazione, perché Lilli io credo che non è riuscita neanche a alzare la mano perché è stata presa dalla sorpresa con chi era, non si aspettava che potesse mettergli le mani addosso. Viene aggredita, secondo il mio punto misero, ecco, casca in terra, perde non dico i sensi ma giù di lì, per finirla, e lei vedrà chi la uccide, lei la vedrà negli occhi chi la uccide, le viene messo il sacchetto in testa e la rimane, anche per non poi sporcare la macchina, parliamoci chiaro, Liliana è morta in un altro posto. Dopo, questo sono convinta io, certo non sono nessuno, ma il mio pensiero, per conto mio Lilli, anche quando la ritrovano, era freschetta come dicono, ma perché era fredda? Perché poi viene conservata all'obitorio a 12 gradi? Non è mai stato smentito, ce lo segnala anche il professor Fineschi in televisione. Quindi perché si continua a voler negare e voler accettare un suicidio che ormai non esiste? Adesso da indiscrezioni, sono indiscrezioni, benissimo, si parla della lesione della vertebra. Ma porca miseria, una vertebra non è che cammini e saltelli, ti metti i sacchi, porti l'immondizia come niente fosse, perché la vediamo davanti alle telecamere, una persona che cammina tranquilla con i sacchi. Signori, riflettete, questo è ragionamento, è buon senso e logica. Dopo andiamo ad approfondire tutte le cose indiziarie che troviamo nei fascicoli. Ci sono. Io non parlo solo di Sebastiano, Gabriella. Si può allargare. Sebastiano, la sera in cui suo figlio resta per strada con la macchina, ha appena parlato col suo amico amante delle api che si trova a 2 chilometri da Piergiorgio. Eppure non gli dice niente e parte lui. Com'è possibile? È una domanda un poco strana, mica io devo rispondere, dovrebbe rispondere lui, qualcuno dovrebbe chiederglielo. È molto più che strano, secondo me. E dire strano è un eufemismo. Molte delle cose che abbiamo scoperto erano nel faldone, bastava mettere un po' di buona volontà e cercare. I tabulati telefonici sono lì, nel faldone. Ebbene, ci sono delle persone che hanno perso notti intere a cercare di decifrarli. Ecco perché sono uscite tutte queste notizie amate, ma non aspettava delle persone farlo. Liliana Resinovic è scomparsa a dicembre 2022, dopo 2 settimane di ricerche. Il suo corpo è stato ritrovato in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico, non lontano dalla sua abitazione. Le circostanze del ritrovamento hanno immediatamente sollevato sospetti.
Il corpo di Liliana è stato trovato con la testa avvolta in sacchetti di plastica, un dettaglio che ha fatto pensare a molti che la scena fosse stata manipolata per simulare un suicidio. La famiglia di Liliana non ha mai accettato questa spiegazione e ha incessantemente richiesto ulteriori indagini. A febbraio, il corpo di Liliana è stato riesumato per una seconda autopsia, nella speranza di fare chiarezza su cosa realmente accadde. I risultati preliminari di questa nuova autopsia, pubblicati dal quotidiano Il Piccolo, hanno sollevato ulteriori interrogativi. Tra le scoperte c'è una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica, un'informazione che non era stata evidenziata nella prima relazione medico-legale. La prima autopsia aveva già messo in luce una serie di lesioni sul corpo di Liliana. Una palpebra apparentemente tumefatta, tracce di sangue nella narice destra, e infiltrazioni emorragiche nel muscolo temporale sinistro. Tutti questi dettagli hanno alimentato la convinzione della famiglia che Liliana non si sia suicidata, ma che sia stata vittima di un atto violento. Sylvia Reidin, cugina di Liliana, ha espresso pubblicamente i suoi dubbi, sottolineando che le lesioni, come la vertebra rotta, non erano state adeguatamente considerate. Ha aggiunto che, se queste ferite sono state effettivamente inflitte prima della morte, Liliana deve aver sofferto terribilmente. Un altro elemento che rende la teoria del suicidio poco convincente è lo stato del corpo e dei vestiti di Liliana al momento del ritrovamento. Considerando le piogge di quel periodo, ci si aspetterebbe che i vestiti fossero sporchi se il corpo fosse rimasto all'aperto per 21 giorni. Al contrario, i vestiti erano puliti, e il corpo era intatto, suggerendo che Liliana potrebbe essere stata portata nel boschetto solo poche ore prima del ritrovamento. Questa teoria è supportata anche da un nuovo rapporto peritale che suggerisce che Liliana possa essere morta il giorno stesso della sua scomparsa, il 14 dicembre. Il legale della famiglia, Nicodemo Gentile, ha dichiarato che si sta delineando un quadro incompatibile con il suicidio. Ha esortato la procura e gli investigatori a riesaminare i fatti con obiettività, alla luce delle nuove evidenze che emergeranno dai consulenti nominati. Questo caso solleva importanti questioni su come vengono condotte le indagini in casi di morte sospetta e su quanto sia vitale il ruolo della famiglia e dei legali nel chiedere giustizia e verità. Continueremo a seguire questo caso da vicino, sperando che la verità su cosa sia realmente accaduto a Liliana Resinovic venga finalmente alla luce. Restate sintonizzati sul nostro canale per ulteriori aggiornamenti su questo e altri affascinanti casi di cronaca nera. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.